Vince Conegliano, ma Caserta entra nella storia perché è la prima squadra dopo 15 anni a regalare un punto in Serie A1 alla Pallavolo Campana, una partita giocata ad altissimi livelli, forse con Limoco e soprattutto Daniele Santarelli, allenatore della formazione campione d'Italia. Forse questa partita l'ha un pochino sottovalutata. Lo si può notare dalla formazione tipo scesa in campo al primo set. Basti pensare che a fine gara Marta Bechis ha detto: noi di tutte queste giocatrici non le avevamo studiate nemmeno una, perché nemmeno una fino a questo momento aveva trovato il campo. Forse solamente la seconda palleggiatrice, la Gennari, aveva giocato al posto di una infortunata o comunque di una acciaccata Volosh. Questo significa che la Golden Tulip Volato 2.0 Caserta ha messo a segno un vero e proprio colpaccio, non perché abbia vinto il secondo set e poi il quarto, bensì perché ha portato al tie break una delle formazioni più forti d'Italia, che l'ha sottovalutata, ma soprattutto che oggi ritorna a casa solamente con 2 punti, con una vittoria al tie break, con una vittoria che ha detto tanto. Ha detto che Caserta è viva e ha detto che in Serie A1 nessuna squadra è una squadra materasso. Il primo set è stato vinto dalle padrone, è stato vinto dalla squadra del Limocco Conegliano, solamente 25-22, con la formazione rimaneggiata, con la formazione delle seconde linee. Poi però Caserta ha preso le misure, ha capito dove poter fare male, e nonostante l'ingresso di Miriam Silla, del nazionale Miriam Silla, l'ha chiuso 25-20. Il terzo set invece poi è stato ad appannaggio della formazione di Conegliano, ma non per i demeriti della Golden Tulip o l'Alto 2.0 Caserta, bensì perché a un certo punto coach Daniele Santarelli ha schierato in campo la formazione titolare e lì si è vista la differenza: 18 Caserta, 25 Conegliano. Però poi, nonostante la formazione titolare, nonostante la grandissima qualità in campo, Caserta ha mostrato di avere gli artigli, ha mostrato di avere un cuore grande quanto tutto il Palavignola, oggi colorato a festa. Chiude il set 25-21 con il pallonetto di Simon che si chiude. Poi il quinto set è praticamente una festa per un motivo molto semplice, perché il Palavignola lì già aveva vinto e quindi carica la squadra. Caserta anche con un punto sarebbe stata felice e prova però a vincerla. Si va punto a punto, 11 pari, poi l'allungo del Limoco Conegliano 14-12. Alassan chiude il pallonetto per il 13-14, resta un match point, il match point decisivo, chiude Egonu, capitolo chiuso. Conegliano torna a casa con 2 punti, Caserta con 1, ma che grande festa al Palavignola.